2, 1, via. Sono stati presentati oggi 2 dei 78 treni regionali che innoveranno l'attuale flotta adibita al trasporto ferroviario. La cerimonia oggi a Venezia nella stazione di Santa Lucia. Entro il 2023 si stima che tutti i mezzi vecchi saranno sostituiti da questi. Li ha definiti treni brandizzati il governatore Luca Zaia perché sono tutti dotati di una livrea di particolare effetto data dalla bandiera della regione con il leone di San Marco. I nomi assegnati ai convogli sono presi dalle città e dai borghi più suggestivi del Veneto. La nostra regione è stata la prima a firmare il contratto di affidamento con Trenitalia e quindi la prima a ricevere i treni. 2 le tipologie dei mezzi che evocano musica e colore con i loro nomi. 47 sono i treni rock e 31 i pop. Realizzati in officine meccaniche italiane, sono veloci, inquinano meno, hanno più posti per i disabili e sono attrezzati per accogliere le biciclette, dotati tutti di wifi e di un sistema di videosorveglianza. La rivoluzione del trasporto pubblico locale su ferro si accompagna anche ad un potenziamento delle infrastrutture. Sulla linea Verona-Venezia abbiamo assoluto bisogno, ormai l'ho detto tante volte, dell'alta velocità non tanto per l'alta velocità per le frecce, ma il quadruplicamento che permetterà di liberare la linea storica e quindi ci permetterà innanzitutto di non avere più ritardi causati dai ritardi delle frecce, ma soprattutto di poter potenziare il trasporto regionale su ferro.